L'esperienza del gioco permea ogni cultura ed è presente nella storia dell'uomo fin dai suoi primordi. Sia dall'infanzia che nell'età adulta, il gioco svolge funzioni diverse. Da un lato, favorenti la crescita in una dimensione sana, ludico-creativa, fino a poter evolvere, dall'altro, in una forma di disagio o disturbo da gioco d'azzardo vero e proprio, tale da richiedere un trattamento sanitario specifico. Il progetto Cambio Gioco ULSS 6 Euganea intende essere uno strumento per favorire conoscenza e riflessione sul tema del gioco d'azzardo, mettendosi tutti in gioco a tutela della salute come bene comune. Abbiamo il piacere di avere oggi qui con noi il professor Michele Marangi. È media educator, esperto nell'utilizzo del digitale a fini pedagogici, docente a contratto presso l'Università Cattolica di Milano. Grazie di essere qui con noi oggi, dottor Marangi. Volevamo approfondire ulteriormente con lei il tema del gioco, no? All'interno rispetto a quella che è la sua esperienza sul tema. Una delle domande che ci siamo poste è se ci sono differenze tra la tipologia di gioco o differenze tra i giocatori in base all'età. Grazie a voi per l'occasione, mi fa molto piacere. Allora, proprio una breve cornice rispetto al fatto che appunto giustamente parliamo di gioco, in realtà poi spesso è gioco d'azzardo in cui paradossalmente il tema ludico è minimo, per cui cioè dire, il giocare, che è un'attività molto sana, molto formativa da quando si è piccoli in poi, in realtà si perde. Infatti alcuni pensano di parlare di azzardopatia e non di ludopatia, no? Che è ancora un'altra cosa, però sono piccole cose per dirci quanto sia complesso il tema. Poi azzardo in realtà è una parola singolare che va giustamente declinata al plurale, cioè sono tantissime le tipologie, sono tantissime le modalità e, come giustamente chiedeva lei, sono tantissime anche le fasce d'età o le fasce socioculturali in qualche modo. Alcune sono trasversali, alcune sono più specifiche. Faccio degli esempi proprio abbastanza rapidi. Per esempio, giocare d'azzardo, come dire, prendendo il gratta e vinci, piuttosto che con le scommesse sportive, piuttosto che giocare a poker online o nelle macchinette cosiddette nei bar, è un conto, andare in una sala slot dedicata soltanto a quelle è un altro. Tenendo conto che la grande maggioranza dei proventi del gioco d'azzardo, che è quello che poi fa, come dire, creare dei percorsi di patologia, è proprio quello delle sale slot in cui, come dire, ci si immerge completamente, si spendono cifre enormi senza quasi rendersene conto. Con un tema che è l'azzardo patologico, spesso questa cosa non la si conosce o la si dà per scontata. Non è chi è interessato a vincere, è chi immediatamente dopo un'eventuale vincita pensa già alla scommessa successiva da piazzare. E qui c'è il tema proprio, come dire, della dipendenza. In questo senso, come dire, non va confuso l'azzardo patologico col gioco d'azzardo, tra virgolette, saltuario, e evidentemente per chi lavora con i più giovani diventa interessante lavorare per esempio col pubblico maschile molto sulle scommesse sportive, che sono l'elemento chiave, che di per sé non è problematico se non supero certe situazioni. Per esempio invece il gratta e vinci è più tendenzialmente femminile di una certa età, anche se non è soltanto femminile. Lì c'è tutto il tema per esempio delle persone sole, delle persone anziane per certi versi, quindi con meno cautela rispetto a certe situazioni, anche perché spesso perdono poco ma perdono continuativamente, andando a erodere semmai alcuni risparmi, andando a erodere delle cose, dei soldi che potevano usare per altro. Il gioco delle macchinette, quelle nei bar per esempio, quello è indifferenziato, spesso in un pubblico maschile non ci sono differenze, come dire, tra il professionista, l'operaio, gli stati sociali sono differenti, apparentemente è un riempitivo veloce, anche lì cosa capita? Che non me ne rendo conto, spendo molto più tempo di quello che io vorrei e a quel punto andare al bar è una scusa per andare a giocare d'azzardo. Mentre la patologia proprio legata per esempio ai bingo, a queste situazioni, anche quelle più sul femminile di una certa età, mentre la patologia più manifesta proprio dell'azzardo patologico riguarda sia uomini che donne con un buon potere di spesa, con un problema che stesso potere di spesa non ce l'ho e sono disposto anche, come dire, ad avere situazioni legate all'usura, situazioni legate a ricatti, mi rovino completamente la vita. Quindi è un universo molto molto ampio in cui gli esperti del tema spesso dicono che non è legato a una fascia specifica, ma è trasversale con alcune caratteristiche di cui tenere conto anche
ne parleremo semmai dopo rispetto a delle strategie di prevenzione che non siano generiche ma siano legate proprio a certi contesti, evidentemente. Interessante molto soprattutto la differenza anche sul genere, no? che lei ha fatto. Che cos'è la gamification? Cos'è la gamification e quali sono i rischi soprattutto per i giovani? Allora, il termine è orribile, però rende bene le nuove tendenze e anche l'idea per cui in qualche modo l'azzardo non è più confinato al cosiddetto gioco d'azzardo patologico, ma gamification potremmo tradurlo in italiano, è ancora più brutto, azzardificazione. Cioè, cosa vuol dire? Che il gambling, cioè il gioco d'azzardo, diventa il motore per far diventare esperienze d'azzardo effettive o usare i meccanismi dell'azzardo anche in contesti che non c'entrano nulla con l'azzardo. Non a caso riprende e storpia un altro termine che è gamification. La gamification è quando si utilizzano i meccanismi tipici dei videogiochi, in specifico dei giochi in generale, per situazioni non da gioco. Per esempio, voglio facilitare la comunicazione in un'azienda, in un'organizzazione, voglio incentivare le persone a vendere maggiormente nei negozi, gamifico. Creo dei punteggi, creo delle classifiche, do dei badge, creo delle sfide. A quel punto, come dire, quasi divertendomi, ottengo degli obiettivi che sono molto concreti, non giocando. La gamification è la stessa cosa, però ancora più in negativo. Per cui, come dire, faccio un esempio, lo shopping online, non c'è niente di brutto nel fare shopping online, tutti noi abbiamo degli account, che si comprino libri, che si comprino vestiti, e quello non è un problema. Però cosa capita? Stiamo registrando dalle parti del Black Friday, quindi, come dire, questo è un temone enorme, che se io, come dire, ti dico guarda, non soltanto ti faccio questo sconto, ma se tu, come dire, riesci a fare la tua offerta per prendere questo capo che scade alle 17:02 e chi offre la cifra migliore avrà uno sconto del 90% sui prossimi 3 capi, sono cose reali, a quel punto non è tanto comprare, è sperare di azzeccare, come dire, la puntata giusta, e uso volutamente puntata. Questo al di là del fatto che abbia scommesso, che abbia puntato 5 euro per portare via un capo che ne costa 25, che, come dire, è niente a livello di soldi, è il meccanismo psicologico. Cioè io spero di fare la puntata giusta al momento giusto e di prevenire gli altri per riuscire a guadagnare. A quel punto non è il soldo in sé, è un po' quello che per esempio in Inghilterra, come dire, è molto diffuso, e ormai non solo più in Inghilterra, ci dice puoi scommettere su tutto, cioè su chi morirà quest'anno, su che macchina passerà dopo, cioè a quel punto non è il guadagnare, è lo sperare, l'adrenalina è tutta lì, di azzeccare la scommessa. A quel punto lo shopping online è un tema. I giochi, i videogame, che sono una cosa molto seria, molto educativa anche in realtà di là luoghi comuni, cosa succede? Che iniziano a inserire in alcuni videogiochi, quelli più ripetitivi, quelli meno complessi, quelli meno strategici, quelli in cui devi soltanto dare un input veloce, le cosiddette loot box. Sono delle scatole in cui tu non sai cosa c'è dentro, però se vuoi accedere devi pagare dei token, che però ovviamente hai speso dei soldi veri prima. E faccio un esempio, dici guarda, se ne prendi una costa 2 euro, però se ne compri, come dire, se spendi 50 euro te ne do 70. A un certo punto tu ti guadagni, però cosa capita? Che quando arrivi nella loot box tu non sai cosa c'è e decidi se spendere o meno. Poi se mai scopri che c'è una vita in più, hai un'arma diversa, hai una skin, quindi qualcosa che non serve per giocare meglio, ma soltanto per essere più, come dire, attraente, oppure per avere in qualche modo una tua unicità, ma a quel punto tu hai scommesso su qualcosa che non conosci. Non a caso alcuni stati l'hanno messo fuori legge, perché creano proprio un comportamento additivo molto molto potente, e le comunità di videogiocatori, videogiocatrici serie odiano, perché ti snatura. A quel punto gamificare è un termine tra l'altro che ormai nella letteratura scientifica ha più di 10 anni, e alcuni studiosi americani in particolare parlano, come dire, di big gambling, esattamente come c'era Big Tobacco, cioè le grandi aziende del fumo, del tabacco, che facevano cartello e convincevano i medici a dire che se fumavi al mentolo ti faceva bene alla gola. A quel punto proponevi il tabacco ovunque, nei film, nelle serie e via dicendo, per far sembrare normale l'uso del tabacco e del fumo. Ecco, big gambling cosa sta facendo? Sta creando 2 livelli di gamification, uno affettiva, tipo lo sponsor delle squadre di calcio. Fateci caso, ovunque abbiamo sponsor più o meno paludati che hanno case da gioco.
E a quel punto io se non sono un giocatore, però tifo per quella squadra, mi abituo a vedere quel marchio che in qualche modo ha a che fare con una mia passione. 2, effettiva, per cui metto proprio meccanismi di azzardo in situazioni non d'azzardo. L'esempio clamoroso sono quei giochini in cui il bambino tira la leva e ha le 3 fragoline. Non vince nulla se non cose di plastica, ma entro nell'idea in qualche modo di avere già una logica perché devo puntare. Oppure devo effettivamente puntare qualcosa per ottenere, che so, il posto migliore a tavola, piuttosto che il prodotto di un certo tipo, piuttosto che il posto in aereo. Allora non è il risultato, è quello che io investo per averlo. E questo, va detto, è abbastanza una piaga, nel senso che pian pianino appunto il mercato dell'azzardo, non soltanto patologico, ma le logiche dell'azzardo stanno insinuandosi, che so, nella criptofinanza, che è un temone, appunto nello shopping online, nei comportamenti additivi che facciamo senza rendercene conto, ma perché abbiamo bisogno di una ricompensa continuativa e speriamo di riuscire ad ottenere, al di là della mia capacità. Ecco perché prima dicevamo non è un gioco, non c'è strategia e fortuna. Con un problema che è tipico dell'azzardo patologico, che chi fa queste cose dice, boh, se faccio la scommessa alle 17:02 funziona, perché è un orario che funziona, oppure se la faccio col maglione blu è meglio, il cosiddetto pensiero magico che è tipico dei patologici, sperando in qualche modo di ottenere il risultato. Molto interessante, soprattutto quasi inquietante, nel senso che ci sentiamo un po' tutti anche un po' a rischio, no? Da questo punto di vista, perché tutti effettivamente abbiamo i collegamenti online per l'acquisto, il Black Friday, luogo comune, e da questo punto di vista quindi quali possono essere i rimedi, gli eventuali approcci a un tema di prevenzione o di cura sul tema? Lei ha detto una cosa molto interessante, nel senso che appunto siamo tra virgolette tutti a rischio come consumatori, poi non dobbiamo essere moralisti, cioè essere consumatori, come dire, fa parte della nostra quotidianità. Il problema è capire quando il consumo lo scelgo più o meno io o quando invece entro in meccanismi che in maniera impercettibile e continuativa mi spingono a consumare sempre di più. Battute, quello che capita quando andiamo all'ipermercato. Io devo fare, come dire, una spesa per comprare 27 cose, com'è come non è, ne compro 35, tanto conviene. C'è un sistema che mi aiuta a farlo, ovviamente, poi niente di male, no? Niente di male se rimango in certi range, se riesco ad autoregolarmi. Il tema qual è? Che a forza di spingere, appunto, la pressione è molto più alta e l'idea per cui provaci, dai un cambio alla tua vita, fai la puntata giusta, non detta così ovviamente in maniera più raffinata, tende soprattutto per i più giovani, ma non solo, a farti venire voglia, ma ci provo. È quello che per esempio è cambiato anche nelle lotterie anche istituzionali, no? Pensate all'idea, cioè c'è passati dal gratta e vinci al Win for Life. Cioè se ti va bene ti fai la pensione. Per carità, è bello, però come dire, il meccanismo, tra l'altro è difficilissimo vincere a quello, mentre sembra quasi molto semplice perché bastano 10 numeri. A livello probabilistico è quasi impossibile, è quasi peggio del Superenalotto. Però passa il messaggio per cui, beh, lo faccio, è un investimento per la mia vita, a quel punto però continuo e perdo in realtà molti di soldi. Cura e prevenzione. Allora, il primo elemento da sottolineare è che sono proprio due mondi diversi, nel senso che chi, come dire, ha l'azzardo patologico, che è diagnosticato tra l'altro dal DSM, ha tutti gli indicatori, beh, lì proprio il concetto di cura è proprio di cura terapeutica. I servizi per la dipendenza, non a caso da diversi anni, hanno sempre più una parte che lavora sui giocatori e le giocatrici a azzardo patologico, che tendenzialmente sono quelli che dicevo prima, molto spesso legati alle sale slot, hanno alti volumi di gioco, hanno spesso situazioni o pregresse o come dire di contesto molto problematiche rispetto al fatto di perdere rapporti umani, perdere il piano di realtà e via dicendo. A quel punto la cura è proprio prenderli in carico, è molto complesso, tra l'altro è un lavoro da fare anche con le famiglie, è un lavoro molto molto delicato, però è da specialisti. Il tema qual è? Come investire, quanto e dove proprio sulla prevenzione, che anche in quel caso, riprendo la prima risposta, non può essere generalista. Cioè se io devo fare una prevenzione, per esempio se colgo che alcuni ragazzi, e più maschili appunto, con le scommesse sportive non è più il passatempo per cui che so appunto 10 ore a settimana per passare il tempo, ma mi incaponisco, seguo anche il campionato finlandese e thailandese, posso scommettere continuamente online, ogni volta che guardo la partita non mi interessa se non per il risultato. Ecco, allora quello inizia a essere delicato e a quel punto capire come allertare anche i servizi per le dipendenze, ma spesso dei servizi, come dire, associazioni, chi lavora in maniera più sul territorio, per far prendere atto che sto rischiando.
e a quel punto trovare modalità molto serie, ovviamente non improvvisate, per aiutare appunto a gestire questo tipo di problematicità. Gli ultimi casi, non solo di calciatori famosi, che tra l'altro ben pagati e come dire giovani e un po' ingenui per certi versi, ma per altri anche annoiati, che spendevano tantissime cifre addirittura sulla partita in cui giocavano. È un po' un paradosso. Non è da, come dire, tartassarli, però ci dice che il fenomeno è veramente molto molto delicato, e a quel punto lì scatta anche un lavoro terapeutico. L'idea è non arrivare a quel punto. Su alcune tipologie di gioco è molto più complesso, perché io non me la sento di dire quando il gratta e vinci diventa problematico, però devo aiutare le persone a rendersene conto. Per esempio, è più interessante sulla prevenzione. Io spesso ho collaborato a progetti sui territori in cui l'idea era quella di far crescere la percezione della pericolosità, che spesso non viene colta. Cioè, se, tra virgolette, la droga ha sempre fatto paura, pensando che la siringa, la sostanza, lo stato alterato, anche se è molto cambiato anche il mondo delle sostanze psicotrope, l'azzardo si fa fatica. Si fa fatica per dire, non c'è niente di male, non ti fai del male, no? È una tua scelta libera, sono soldi tuoi, senza rendersi conto di quanto stia andando in profondità il dolore delle persone, anche il dolore sociale. Cioè, se si leggono le cifre che l'Italia, come dire, spende nel gioco d'azzardo, tra l'altro legale, tenendo conto che l'illegale è l'altra metà e non emerge il sommerso, noi siamo al terzo paese nel mondo, se non ricordo male, come investimenti sull'azzardo. Ed è veramente una piaga. Anche perché spesso è legato molto, come dire, alla scaramanzia, al pensiero magico, alla lotteria di Capodanno di una volta, che però era un biglietto. Io ricordo se andavi in autostrada per prendere il biglietto, perché negli autogrill si vinceva di più, però era un biglietto. Il tema qual è? Quindi fare prevenzione sulla comunicazione. Io spesso consiglio, ma molti, come dire, lo fanno già di loro, di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze, proprio perché saranno i cittadini di domani, per esempio a fare comunicazione anche allegra, divertente, meme, cose simpatiche, che tengano alta l'attenzione. Cioè non dicono non giocare, che non serve a nulla, anzi ti fa venire voglia di farlo, ma, come dire, un po' ridendo e scherzando dicono ma non spendere troppi questi soldi, oppure investi in quest'altro, oppure occhio, ok, cioè poi i ragazzi sono molto creativi. 2, il tema chiave è quello proprio di lavorare specificamente con dei gruppi. Per esempio, una metodologia che funziona molto con i più giovani ed è molto legata al primo discorso è quella della peer education, cioè educazione tra pari. Se alcuni ragazzi e ragazze, non perché costretti, ma perché interessati, perché, come dire, cittadini consapevoli e attenti, dicono ma in effetti è un peccato che tutto nell'arco dell'anno, spesso con i ragazzi funziona molto, non te ne rendi conto, ma 10 euro qua, 5 euro là, 6 euro là, fatti il conto, hai speso 1500 euro nell'arco dell'anno. Dici guarda, ti potevi fare una vacanza in un'isola, pigliarti quel telefono nuovo, farti l'abbonamento a quella squadra, eccetera, perdi delle occasioni. Allora, a livello macro questo è un tema, i milioni che si spendono appunto sono incredibili nei territori, perché sarebbe, come dire, sanerebbe la sanità pubblica e un mucchio di altre cose. Tra giovani può essere molto concreto fare proprio un discorso un po' terra a terra su quello non che perdi, ma in qualche modo su quello che non fai, però in maniera non moralistica, ma molto legata anche al piacere di fare le cose. In questo senso io vedo nel mio campo che funziona abbastanza interessante lavorare per esempio su delle app che permettono un minimo di autoregolazione. Chi ha voglia se le scarica, esattamente come quando, come dire, vado a vedere quanto ho mangiato, se la lingua la tengo, come dire, in allenamento. Sono delle app molto semplici che molte associazioni iniziano a creare, in cui io ogni volta che gioco scrivo quanto ho giocato e quanto vinco. Non mi costringe nessuno, ma alla fine vedo quantificato e a quel punto le persone colgono, dice, ma non ho la sensazione di aver speso 500 euro, dico una cifra a caso che non è enorme, al mese. Però a 15 anni dico, caspita, 500 euro e ne ho guadagnati apparentemente, io ricordo soltanto la vincita quella volta che ho vinto, però questo è tipico per esempio del gratta e vinci. Quando vinco cosa faccio? Quello che ho vinto lo reinvesto in un altro gratta e vinci. Anche perché, ed esistono già app così? Sì, ce ne sono diverse, spesso nel privato sociale ci sono dei microprogetti fatti, che so, con le fondazioni del territorio, micro che però sono già ben forniti, che a quel punto costruiscono quelle app che sono tra virgolette sanitarie, però intelligenti, non per la sanità come dire fisica, che ti permettono autoregolazione. E a quel punto, se tu vuoi, sai che c'è qualcuno che può aiutarti, c'è un servizio, nessuno ti giudica, oppure ti faccio un test esattamente come per la lingua per capire a che livello sei, e chi vuole inizia a dire, boh, guarda,
io non mi costa nulla, tanto non lo sa nessuno, completamente anonime, serve come cartina di tornasole. È come quando in vacanza, che so, uno fa una borsa, come dire, di spesa, una cassa comune e vede se riesco. Poi se serve aggiungo, però dico, caspita, questa settimana dobbiamo spendere 500 e abbiamo 700. Non ci abbiamo fatto caso, occhio la prossima, faccio un paragone banale. Questo aiuta molto perché io quindi sono convinto. Il dire alle persone cosa fare non serve a nulla, onestamente. Per il dire cosa non fare è crea l'effetto opposto, questo è dimostrato. Il dire cosa fare, dici, ma chi sei per dirmelo? Dire, guarda, se vuoi c'è questa opportunità, vedi un po'. E quello chiaramente funziona non per il patologico, funziona per chi potrebbe diventarlo. Come prevenzione. Esatto, diventa interessante, è una cosa che diventa quotidiana, tra l'altro lì l'interfaccia del cellulare è fondamentale perché ce l'ho sempre in tasca e nessuno viene a controllarmi. Cioè dovessi andare in un posto a timbrare un cartellino non mi passa la voglia, col cellulare. E questo è interessante perché è molto legato a un altro elemento che sta funzionando molto soprattutto nelle scuole, micro corsi o proprio innesti didattici sull'educazione finanziaria. Quello non è banale per due motivi. Uno, perché il denaro ormai quasi nessuno ce l'ha più reale, che se ci pensate la cosiddetta dematerializzazione del denaro è ciò che hanno fatto le roulette a Las Vegas. Cioè una roulette, il casino, scusate, un casino classico cosa fa? Ti dice, cambiami $1.000, ti do dei pezzi rotondi o quadrati di colori, le fish, che a quel punto tu fai in fretta a spendere. Oggi non esistono più quei casinò, ma nel mercato digitale tutti usiamo i token. Cioè se io sto su una piattaforma in cui stanno anche i bambini, che è Roblox, per comprare cose uso i Robux, che sono il token di Roblox, però devo pagarli con senso reale. Però quando spendo non ci faccio caso, come festival musicali. A quel punto educazione finanziaria aiuta a dire come stare in un mondo dematerializzato senza però farsi un po' fregare. E a quel punto riuscire a gestire i propri risparmi, i propri investimenti in maniera anche giocosa, ma giocosa vera, senza finire invece a spenderli senza rendersene conto. Ecco, questo secondo me è una comunicazione sempre più attenta, continuativa, ironica, leggera, aiuta a tenere conto del tema. Delle attività micro, proprio rispetto a, appunto, all'educazione finanziaria, l'attenzione a piccoli gesti, aiuta le persone ad autoregolarsi, perché poi le persone, soprattutto i giovani, su questo poi in prospettiva lo impareranno. È quello che per esempio è capitato molto sull'alcol. Sull'alcol i più giovani sono molto più attenti della mia generazione in realtà, cioè sono molto più attenti a farci caso, a non esagerare, a saper bere, al di là dei casi che esistono sempre, però mediamente è passato questo messaggio. Si spera anche sull'azzardo. Wow, grazie davvero professor Marangi, un sacco di spunti, un sacco di indicazioni appunto dalla peer education a tutto il resto. Speriamo di averla ancora con noi in qualche altra prossima occasione. Al prossimo podcast. Arrivederci.